Siamo davanti a quella che potremmo già iniziare a definire la pandemia dei non vaccinati. Purtroppo è così. Io spero che ci sia sicuramente un intervento pacificatore, perché questa comunità non ha bisogno di conflitti al suo interno. È la prima volta che Luca Zaia usa l'espressione pandemia dei non vaccinati, già utilizzata nelle scorse settimane da alcuni leader europei per definire quella che a tutti gli effetti è la quarta ondata. Lo fa da Padova, ospite del QAM, guardando ai numeri del bollettino regionale che per il terzo giorno consecutivo parlano di più di 1000 positività nelle 24 ore in Veneto, 1125 per l'esattezza di queste, 216 solo nella Marca Trevigiana, il territorio più interessato dopo quello padovano. Ma un conto è la curva del contagio, un altro il trend dei ricoveri. Negli ospedali trevigiani si trovano 40 pazienti Covid, compresi 3 in terapia intensiva. In tutto il Veneto i pazienti ospedalizzati sono 259, la stragrande maggioranza non vaccinata. Anche per questo le manifestazioni no pass del weekend preoccupano. Sono manifestazioni all'interno delle quali c'è anche un po' di ostracismo, ad esempio verso la mascherina. Del resto alcuni esponenti di che oggi protestano contro il vaccino a marzo 2020, aprile 2020 erano no mask e protestavano anche contro la mascherina. Allora mi chiedo se il problema è il vaccino o il problema in generale è qualcos'altro. Concetto che ribadisce Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto, dove massima è l'attenzione sul sit-in di domani pomeriggio che riunisce più sigle come Trieste Chiama, Comitato No Green Pass, la variante vittoriese e Resistere per esistere. Prevista anche la partecipazione del cantante Povia. A loro si rivolge proprio il primo cittadino. Li inviterei anch'io a ripensare di essere un po' meno fifoni, come mi piace dire quando parlo con i miei antivax vittoriesi, di essere meno fifoni e di sparare tutti assieme a noi nella stessa direzione. Allora il nemico si può indebolire, probabilmente vinceremo questa guerra. La manifestazione si terrà in zona industriale e non in Piazza del Popolo come chiesto dagli organizzatori e questo anche in linea con le indicazioni di Viminale e Prefettura, schierate polizia locale e forze dell'ordine. Penso che si sia instaurata in una quota parte della popolazione questa paura e questa contrarietà, ma spero, confido che i toni siano comunque civili.